Salve a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Super TV. Ci colleghiamo subito con la colonia felina di Suballosu, dove si trova Gianni Ledda. Sì, grazie. Il comune di Oristano ha siete quindi collegati, come hai anticipato, con Suballosu, con la colonia felina. Dobbiamo parlarvi della quarta edizione Estate Felina. È un cartellone culturale ricco di appuntamenti dedicati al gatto e alla storia del Sinis. Siamo qui con Andrea Azzori, che è praticamente il responsabile, se vogliamo anche un po' l'ideatore di questa colonia felina. Parleremo della colonia nel secondo collegamento. Questo primo collegamento lo vogliamo dedicare a quella che è l'iniziativa di questa quarta edizione, Estate 2014. Sì, come ogni anno l'Associazione Culturale Amici di Suballosu organizza l'Estate Felina. Che cos'è? Una serie di appuntamenti culturali dedicati al gatto principalmente, ma non solo. Iniziamo sabato. Sabato è il primo appuntamento, è un appuntamento culturale. Presentiamo un libro che si chiama Baci in Laguna. L'autore è il cagliaritano Roberto Brughitta e uno dei personaggi di questo romanzo storico è ovviamente un gatto, quindi c'è sempre l'attinenza al gatto. Quindi sabato alle 17 il primo appuntamento. Sono scritti perché sono diversi. Poi passiamo a luglio, avremo altri appuntamenti, un altro libro legato più alla storia del Sinis e agli scarabei, il libro dell'archeologa Cinzia Olianas, che verrà presentato qua. Il 27 luglio invece parleremo di diritti animali, colonie feline e dello specismo attraverso appunto un incontro con alcuni esperti, con l'avvocato Giuseppe Azzori e con Federica Garau, che è un antispecista. Ad agosto abbiamo un altro appuntamento con la storia, le torri costiere. Ci sono intorno a Suballosu 3 torri costiere che sono state almeno in parte restaurate e salvate. Una purtroppo era crollata 2 anni fa, e sono state restaurate quella di Samora e di Capomanno, e noi porteremo qui il direttore della Conservatoria delle Coste della Regione Sardegna, che appunto ha realizzato questo restauro. Ci faremo spiegare un po' che cosa hanno fatto, come è andato, e andremo direttamente su una di queste torri, alla torre di Samora, a pochi passi da qui, a Mandriola. Abbiamo ancora 2 appuntamenti per i quali stiamo stabilendo le date, un mini concerto e anche una sfilata di costumi domani, sempre qui con i gatti alla colonia felina. Di questi vi daremo conto nei prossimi comunicati. Bene, questo è il ricco programma di questa estate, l'estate felina. Naturalmente un'estate dedicata ai gatti, alla storia del Sinis e anche alla storia della colonia felina. Qui noi stamattina siamo stati ospitati da Andrea, ci sono parecchi gatti, in questo momento sono 51 che vivono liberamente, ma sono sociali, insomma, voglio dire, si fanno avvicinare anche dalle persone. Sì, 51 gatti, noi li conosciamo uno per uno, su tutti schedati, ognuno ha un nome, vaccinati e sterilizzati. E noi, come Suballosu e come colonia felina, stiamo concorrendo anche al Luogo del Cuore, che è un censimento del FAI, Fondo Ambiente Italiano. A questo momento siamo al primo posto nazionale e si può firmare sia online, sia si può firmare anche nei nostri moduli che sono qui a disposizione di tutti. Avremo anche un concorso fotografico all'interno dell'estate felina, quindi chiunque vuol partecipare può mandare la foto con il suo gatto e mandarla attraverso le nostre pagine Facebook. Allora, per questo primo collegamento torneremo a collegarci qui con Suballosu in diretta via satellite con la colonia felina al termine del telegiornale, e tu per il momento